Amici bellini, dobbiamo fare un po' di analisi. È difficile perché, come vedete, non sono nel mio habitat naturale, però dobbiamo smaltire la soddisfazione enorme che abbiamo avuto ieri. Per parlare anche un po' dei numeri, facciamo un po' di pagelle. Non posso farvi vedere le immagini, non ho i mezzi col telefonino quando sono a Napoli, però qualcosina l'abbiamo rivista e quindi cominciamo. I rumori, ecco qua. Benvenuto qualcuno, i nuovi iscritti, do il benvenuto ai nuovi iscritti e vi invito a lasciare un like su questo video perché comincia un nuovo percorso, comincia una nuova stagione fondamentalmente perché i ragazzi hanno dimostrato di aver avuto una scossa, di aver avuto un atteggiamento e i numeri lo dimostrano, un atteggiamento di voler capitalizzare al massimo quelle che sono state le occasioni, poche in verità. Se escludiamo quel momento in cui la prima occasione di Zielinski, dove lui fa quello scavino, dove avrebbe potuto tirare bello forte e quindi farlo quel gol. Però poi se andiamo a scavare, perché noi dobbiamo un attimo essere scevri da quella che è l'emozione del momento e nell'analisi essere un pochino più precisi. Il Napoli fa 4 tiri in porta, che è il numero minimo. Altre volte abbiamo fatto altri 4 tiri in porta, ma di solito più di questo, senza però segnare. In questo caso 4 tiri in porta sono bastati per fare 2 gol. Minor numero di tiri totale, 11. Di solito siamo arrivati a ben oltre 12, 19, anche di più. E quindi facciamo un'analisi buona, arriviamo anche alle pagelle e ve le giustifico perché non tutti i voti sono uguali. Ovviamente è chiaro che in copertina, grazie all'amico Tore Falanga che mi sta dando una mano grafica anche in questi giorni, dove sono lontano dal mio studio a New York, in copertina ci va Mazzarri. Io credo che l'immagine insomma di Kvara che dà un bacetto, proprio il bacetto affettuoso al nuovo mister, è quella che sta facendo il giro del web, giustamente, ma c'è anche una bella immagine di un abbraccio con Elmas e l'esultanza feroce, rabbiosa, convinta di tutta la panchina, di tutti i collaboratori. C'era tensione, la partita era tosta e si vede anche Mazzarri dare uno sbuffo. Io ci tengo moltissimo e qua mi dovete seguire con attenzione. Io, sapete, non ero convintissimo di Garcia, non ero convintissimo di Mazzarri, sia per Garcia abbiamo cercato di fare analisi senza essere innamorati delle nostre idee e uguale faremo con Mazzarri. Vorrei evitare, come dovevamo evitare il paragone con Spalletti, vorrei evitare il paragone continuo con Garcia, ma visto che siamo all'interno della stessa stagione un pochino lo dobbiamo fare, perché dobbiamo capire, ecco perché io chiedevo anche, come hanno fatto anche gli Ultras, dare anche le loro responsabilità ai giocatori, che è proprio di queste ore la dichiarazione pubblica di Politano che dice sì, anche noi però non avevamo dato il 100%. E lo dice uno che invece sta facendo la migliore stagione, probabilmente da quando sta a Napoli, il miglior inizio di stagione perlomeno. Quindi va tutto bene, va tutto benissimo, diamo meriti a Mazzarri, come ci ha detto Di Lorenzo, di aver toccato le corde giuste perché bisognava ridare entusiasmo, ridare anche convinzione dei propri mezzi. E lo vediamo anche tatticamente perché Napoli si prende dei rischi. Avendo Raspadori, tu avresti potuto scegliere un Simeone davanti, facevi qualche palla lunga, riaggressione che c'è stata, specialmente nel primo tempo. Dobbiamo fare un distinguo. Primo tempo molto meglio rispetto al secondo, che è una costante. Ecco perché io quando vi dicevo non cambierà molto il passaggio da Garcia a Mazzarri in termini sia di media punti sia in termini proprio di gioco effettivo. Magari se diamo un po' di tempo a Mazzari, magari può aggiustare delle cose. Però abbiamo confermato, come più o meno con Garcia, il Napoli un tempo bene e un altro no. A volte bene il primo tempo e male il secondo tempo, a volte viceversa. Bene o male è successo lo stesso. Quindi io non mi aspetto grandi exploit del Napoli, né grandi né una caduta a picco. E il cambio di allenatore era oramai doveroso, non si poteva fare altrimenti. Quindi
godiamoci nel goderci il percorso c'è anche questo, accettare il decorso delle cose e valutarlo volta per volta. Questo è godersi il percorso. Una vittoria come quella di ieri è godersi il percorso al di là delle chance che hai di vincere lo scudetto di nuovo o di uscire dalla Champions. È godersi il percorso e ieri è stato un godimento incredibile. Quindi mentre diamo i meriti a Mazzar di aver toccato le corde, di aver fatto delle cose logiche, anche un po' conservative, perché vi dicevo il paragone, Mazzarri vince, sbuffa, no? Perché era teso, giustificatissimo, lo sottolineavamo anche di Garcia quando vinceva le sue partite con tensione, quindi non è facile, però perlomeno Mazzarri godrà di una stampa un pochino più morbida e quindi mentre io questo dico, però potevate essere un po' più morbidi anche prima, va bene, non vi siete presi, Garcia non si è preso con l'ambiente, forse né con i giocatori né con i giornalisti, andiamo avanti e magari questa morbidezza di cui godrà Mazzarri potrà beneficiarne anche la squadra, è quello che ci interessa. Quindi Mazzarri così, Mazzarri che fa anche dei cambi, se vogliamo, un po' conservativi, perché quando levi Zielinski, che probabilmente non ne aveva più, e metti Caiuste, tu lo stai proteggendo l'1-1, è un 1-1 che poteva andare anche bene. Però guarda caso, perché poi gli allenatori, le squadre, i destini forti, alle volte tu fai una scelta e vieni ripagato anche se non è la scelta. Non era un cambio che ti portava, che dava la spinta alla squadra, attacchiamo all'arma bianca, sarebbe stato anche un errore. Però è proprio Caiuste che mette il piedino sul rinvio sbagliato di Carnesecchi che poi porterà all'assist di Osimhen. E Osimhen è un altro che ti cambia le carte in tavola, onestamente, perché un Osimhen nuovo, senza maschera, probabilmente senza fronzoli, concentrato meno sul suo personaggio e sul suo iconico stare in campo al servizio della squadra. Ha rimesso anche la foto sui social, questa è una cosa molto bella. E quindi ci mette lo zampino perché quell'assist lo fa solo Simen nella sua foga di recuperare il pallone, nelle sue lunghe leve, recupera quella palla, anticipa il difensore e dà il pallone a Elmas che come al solito, e non c'è bisogno nemmeno più di dirlo, è un giocatore iper sottovalutato come al solito e meriterebbe di trovare spazio, ma in questa squadra è difficile tatticamente e anche inserirlo perché o rinunci a Zielinski o rinunci a Politano o rinunci a Kvara, è molto difficile trovare spazio per Elmas, visto che anche Raspadori deve trovare sempre spazio, e insomma non è facile, però è un lusso che il Napoli lo ha in panchina ed è bene che il ragazzo risponda sempre presente quando viene chiamato in causa anche per pochi minuti. Andiamo ai voti. Prima mi faceva piacere sottolineare che nonostante il minor numero di tiri, il minor numero, attenzione, il minor numero di passaggi nella tre quarti, cioè se il Napoli fa i passaggi, si dice sempre, no? Il possesso palla sterile non serve, se tu fai i passaggi nella tua area non stai sviluppando niente, i passaggi nella tre quarti già creano più presupposti. Il Napoli fa il minor numero di passaggi nella tre quarti, questi sono i numeri grazie a Peppe Di Palma che mi dà sempre una mano anche quando non ho i miei, i miei mezzi. 74, quindi il Napoli è stato un po' più diretto, il che è logico, il che lo dicevamo anche di Gassi, ma non è andata bene. Per esempio, contro l'Empoli il Napoli 144 passaggi nella tre quarti. Però cosa significa? Significa anche che tu te la passi e non vai mai in porta. Ci siamo sempre lamentati, volete tirare, quante volte ve la volete passare, tirate in porta. Quindi nei numeri prendiamo le responsabilità dell'allenatore e prendiamo anche le responsabilità dei singoli giocatori. Per esempio, Anghissà ha fatto una grande partita. Per esempio, l'impatto che hanno avuto quelli che sono entrati. Essere un po' più diretti non è male, significa però creare presupposti. Il Napoli, vedete, ho preso tre dati per gli XG, quindi abbiamo un conto un pochino più così, siamo stati superiori, anche perché quelle tre occasioni tutte insieme. Atalanta fa 0,97, 1 o 0,88, quindi intorno a un gol che doveva fare. Il Napoli fa 1,77, 2,16 o 2,51 a seconda di quale sito prendete in considerazione. Quindi il Napoli meritava di fare questi due gol. A Gollini io mi sento di dare 6,5, non ha fatto delle parate normali, semplici,
però la presenza la sento in campo e si è preso anche delle responsabilità con dei passaggi, i famosi ragionamenti infransibili, perché li abbiamo rivisti un pochino un Napoli che si è preso anche dei rischi facendo venire Lobotka seguito a uomo, però il passaggio rasoterra al limite dell'area, che è un rischio grosso, ma lo devi prendere questo rischio se vuoi superare il primo pressing dell'Atalanta e poi liberare la palla in avanti, no? Do a te, do indietro e poi libero la palla in avanti. Quindi qualche rischio ce l'ho se lo hai preso Gollini e se lo hai preso Lobotka che giocava sempre di prima. Di Lorenzo, per esempio, io gli do parte della colpa del gol subito da Lookman, però mette il cross che poi porta al gol di Kvara, quindi si arriva a un 6,5 complessivo. Di Lorenzo ancora un pochino in difficoltà in fase difensiva, gli stiamo dicendo che magari dovrebbe avere un po' di riposo anche per riaverlo lucido, è difficile in questo momento, anche perché siamo cortissimi. Rachmani alla fine io gli do un 6 perché aveva fatto il gol e stiamo vedendo anche i replay, le varie immagini del fuorigioco semiautomatico, insomma c'è anche un altro giocatore dell'Atalanta che sembra più avanti, però non abbiamo le linee, quando è che fermi il frame del passaggio, insomma se lo volete trovare questo fa il paio con quello là di Keane della Juventus, sono quei fuorigioco ridicoli che tu dici se fermavi magari il frame un microsecondo prima non lo trovavi il tallone in fuorigioco. Quindi anche questa cosa qui, però noi ci vogliamo credere, crediamoci, però gli do solo 6 perché resta corresponsabile insieme a Di Lorenzo che perde Lookman, ma poi quando Lookman arriva a staccare in aria in zona Rachmani non può staccare con quella facilità, Rachmani deve saltare, almeno disturbare, e però ancora prima torniamo a Juan Jesus che lascia troppo spazio al cross di Ateboer, che veramente ha tutto il tempo, leggevo un tweet geniale, dice Ateboer ha tutto il tempo di stoppare la palla, di fare qualche affare su Amazon per il Black Friday e di mettere il cross, quindi lì anche Juan Jesus ha le sue responsabilità, adattato a terzino, si sente centrale, quindi tende ad accentrarsi, a proteggere l'area, in quel caso devi andare a disturbare e non è una novità, il Napoli lo ha fatto col Milan, il Napoli lo fa con l'Atalanta, il Napoli deve stare molto più attento sui cross. Mi è piaciuto abbastanza Nathan, 6,5, riceve un cartellino giallo troppo severo, non mi è piaciuto affatto l'arbitro, gli diamo 5, non mi è piaciuta la conduzione di gara, l'Atalanta ha picchiato e lui ha ammonito noi, ehm, non ha avuto secondo me il pieno polso della partita o forse l'ha avuto perché la volevi fare andare così. Quindi Nathan 6,5, Ostigard che poi entrerà 6, niente di che. Olivera 6, secondo me stava facendo anche una buona partita, in bocca al lupo a Olivera, forse si tratta non di legamenti, ma comunque di una lesione di secondo grado, si potrebbe parlare di almeno, credo, un paio di mesi, 2 o 3 mesi, insomma, roba abbastanza seria. Quindi lì il Napoli si deve interrogare se intervenire anche sul mercato, perché anche quando recupererai Mario Rui tra qualche tempo, rimanere poi solo con Mario Rui è un bel rischio, quindi peccato per Olivera, entra Juan Jesus, gli do 5,5 per i discorsi di cui sopra, 7 ad Anghissà che l'ho visto sul pezzo, bellissima anche l'immagine dove sbatte il pallone a terra preso dalla stanchezza, adrenalina, dal raccattapalle e poi chiede subito scusa, lo abbraccia, lucido, molto bene Anghissà, Lobotka 6,5, si prende dei rischi e li fa bene. Zielinski 6, un pochino in ombra, si è visto, non si è visto, responsabile lì secondo me devi segnare, non posso accettare che tu non abbia segnato, però diamo attenuanti di aver recuperato all'ultimo momento, Caiuste 6,5 perché poi mette lo zampino nel gol di Elmas. Politano 6, ci prova ma non incide tantissimo, al suo posto Elmas che prende 7, ancora una volta questo dovrebbe essere il terzo gol consecutivo in 3 anni all'Atalanta, quando vede l'Atalanta Elmas fa gol e molto bene. Raspadori 6 barra 6,5 più 6, però avrebbe un assist quello per Rachmani, tenta a legare il gioco, non è facile, non era facile, non era secondo me la partita proprio ideale per lui, però Simen 7, perché sì, Garcia, Mazzarri è bravissimo, Mazzarri
ha potuto mettere Garcia, ha giocato le sue partite con Osimhen, ha fatto i suoi gol con Garcia, quindi non è in discussione, però avere la possibilità di giocarti la partita mettendo Osimhen quando loro ti vengono a prendere alti e tu hai la possibilità di poi di sganciare una pallata, se Osimhen ha la capacità di fare uno stop di petto mentre è in volo, mentre viene azzannato da dietro e lo stop di petto orientato, la palla non esce e lui riesce ad andarsene sul filo del fallo laterale, è qualcosa che solo Osimhen è in grado di fare e l'assist che fa Osimhen solo Osimhen è in grado di farlo, quindi bentornato Osi, non affatichiamolo troppo, abbiamo degli impegni ravvicinati, però sarà fondamentale per il gioco che vuole fare Mazzari, per il gioco in generale del Napoli. Va bene Raspadori, va bene Simeone, ma quando c'hai Osimhen è tutta un'altra musica. Kvara 7,5, il gol è importantissimo, fa un gol da centravanti, viene da tagliare, viene da una Georgia dove lui gioca a tutto campo, gioca da seconda punta e ce l'ha dentro di sé. Può stare esterno. Mazzari, per esempio, ha parlato di campo, ha detto se tu stai più sulla linea ti raddoppiano di meno, se vieni più al centro vieni triplicato. Vedete che sono dei discorsi che si possono approfondire. Anche sulla linea gli si diceva tu vieni troppo triplicato, se stai verso il centro sei più vicino alla porta. Discorsi che adesso che Mazzari avrà più tempo per conoscere le caratteristiche potrà sfruttarlo al meglio. E quindi questo è quanto per quanto riguarda le pagelle. Vorrei andare nello specifico dell'analisi, ma il video senza altre immagini è difficile. Già siamo arrivati a ben quasi 17 minuti. È soddisfazione perché il Milan ha vinto. Dobbiamo approfondire tutto e adesso che torno a New York recuperiamo tutto quello che dovete recuperare. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate i like di soddisfazione. Siete stati molto carini, vi ho letto sul video della reaction a caldo, insomma, della partita a Napoli. E state tuned perché sarà interessante, estremamente interessante, capire come il Napoli gestirà questo momento di crisi di uomini in difesa. Devi adattare un Di Lorenzo, devi fare così. Ne parleremo, state sicuramente in campana perché sarà divertente vedere come l'esperto Mazzarri, cioè, bollito, ognuno lo può definire come vuole, io non voglio che sia un meme, fanno la Mazzarri Cam, no, io lo voglio allenatore e se Mazzarri fa l'allenatore va bene così perché la stagione la devi giocare e godendoci il percorso ci possiamo togliere pure delle soddisfazioni. Da Napoli, Valerio Fluido è tutto, a voi i commenti.